Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il suo vice Paolo Guida sono giunti nel carcere dell'Aquila per condurre un interrogatorio con il boss Matteo Messina Denaro. L'ex superlatitante, noto per essersi nascosto da 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Rosso a Palermo il 16 gennaio. Messina Denaro sta ricevendo inoltre cure mediche per il cancro che lo affligge, alloggiando in una stanza infermieristica appositamente predisposta. Il personale del soccorso alpino e speleologico siciliano è stato allertato dalla centrale operativa del 118 nella giornata di lunedì 13 febbraio per il recupero e il soccorso di una donna anziana che è stata aggredita da un cane randaggio vicino casa propria nel comune di Ragalna sul versante sud dell'Etna. La donna, con un morso di cane alla mano destra, è stata trasportata in ospedale. Dopo i 2 giorni di pioggia a Catania ritorna il sole, ma nelle strade del territorio di Picanello, Ognina, Barriera a Canalicchio restano enormi voragini sulla strada. Una situazione quasi disperata dove non si vede ancora l'intervento degli operai comunali per eliminare questi enormi pericoli alla viabilità e alla sicurezza cittadina. Il consigliere Andrea Cardello quindi lancia l'allarme chiedendo un piano operativo urgente. Per Publiservizi, per i suoi 333 dipendenti e le loro famiglie, vi sono 2 buone notizie. La disponibilità della città di Catania alla proroga del contratto in scadenza a fine marzo e l'accoglimento della proposta di creazione di un'azienda speciale in cui potranno transitare tutti i lavoratori attualmente assunti dalla società in liquidazione giudiziale. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.